evidentemente manifesta un grande interesse intorno a questi temi e soprattutto vedendo insomma, la presenza anche di associazioni culturali e folcloriche del territorio, questo ci, come dire, gratifica molto, perché evidentemente vuol dire che è importante, come dire, approfondire questi temi in un ambito più comunitario del contesto del territorio, e quindi sono molto felice, soprattutto a voi che arrivate dagli altri centri del territorio, porgiamo un caloroso benvenuto. E per un appuntamento che segna peraltro un primo passaggio importante dell'attività di questa nuova associazione, questa nuova realtà culturale, che un anno e mezzo fa ha deciso insomma, di costituirsi in associazione culturale per portare un ulteriore contributo per aumentare la conoscenza di quegli aspetti che sono così cari alla comunità, non soltanto interna, quella di San Roque, ma anche per ciò che poi si può trasmettere all'esterno, a tutto quel mondo di appassionati, di interessati, di studiosi di questi temi relativi alle espressioni popolari. Ebbene, a distanza di un anno e mezzo, come dire, si manifesta subito una certa vivacità culturale, perché c'è già la presentazione di una prima tappa di un lavoro che sarà ancora molto lungo, quello della ricerca, della ricostruzione, ma certamente molto importante, quindi è bene che solo a distanza di un anno e mezzo ci si ritrovi per parlare, per approfondire, per vedere anche i risultati di questa ricerca e ricostruzione di tutto quell'apparato vestimentario che ha segnato la vita della comunità di San Roque nella società tradizionale fino agli inizi del secolo scorso. Vedremo anche attraverso questo convegno come ci siamo arrivati, quali sono le testimonianze autorevoli dei relatori che avranno modo insomma, di parlarci in modo analitico di tutti quegli aspetti che hanno segnato questi avvenimenti. Quindi insomma un'occasione ghiotta quella di stasera, tanto per conoscere un po' di più la filosofia di questa associazione culturale, la sua missione, la meta, che è quella appunto di vivere una certa curiosità in questi temi così cari e che sono patrimonio collettivo e quindi come sempre vanno presi con un grande rispetto e quindi vanno affrontati sempre con grande rispetto. E poi, ripeto, immediatamente dopo vediamo che questa associazione, ripeto, solo a distanza di un anno e mezzo ci mette e ci porta a conoscenza di tutta una serie di risultati e quindi di impegni, di fatica, di investimenti anche importanti. Ecco, l'amministrazione comunale in questo senso ha certo un ruolo importante di sostegno, di aiuto, di contributo, di vicinanza e di stimolo alle associazioni, a tutte le associazioni del Paese. E quindi per iniziare insomma, questo appuntamento, per dare ufficialità a questo nostro incontro che sviscererà veramente tanti temi e credo così cari a tutti noi e a tutti voi, io cedo subito la parola per un saluto ufficiale per l'apertura di questo convegno al Sindaco Salvatore Natale. Buonasera. Buonasera Ottavio, buonasera a tutti e grazie di essere qui presenti e anche così numerosi. Quindi evidentemente il tema suscita molto interesse e anch'io tra l'altro non nascondo una certa curiosità per vedere i risultati di questo lavoro lungo e laborioso che ha portato avanti l'Associazione Culturale Santa Vittoria, che sebbene di recente costituzione ha già messo in campo un lavoro impegnativo di ricerca con la collaborazione dell'ISL e di altri ricercatori che io ringrazio anche per essere qui presenti, con il sostegno dell'amministrazione comunale, partendo diciamo, da un punto di vista un po' diverso da quelli classici, cioè che riguardano il folklore e gli altri aspetti dei nostri costumi, ma più quello culturale e etnografico, cioè proprio una ricerca che non ha solo un carattere storico, ma anche di tipo sociale ed economico, perché l'abito tradizionale sardo e l'abito tradizionale di San Roque naturalmente è uno spaccato della società, della nostra comunità in un periodo storico particolare. Io insomma anche per curiosità ho letto qualcosa in ordine agli abiti tradizionali sardi ed è difficile ricostruire esattamente l'origine dell'abito tradizionale sardo. Alcuni la collocano tra il XVII e il XVIII secolo, in realtà è una sovrapposizione di influenze e naturalmente anche di storia, di costume, di società e di economia. Questa ricerca, da quello che ho visto, invece racconta uno spaccato tra la metà dell'Ottocento e i primi del Novecento,
attraverso un lavoro difficile di recupero e di ricostruzione appunto di una memoria storica per definire quello che era l'abito tradizionale. Quindi attraverso una ricerca che ha riguardato naturalmente le attività presenti nel nostro comune, quelli che erano i prodotti, anche il commercio per i tessuti, i colori che hanno reso, diciamo, originale l'abito tradizionale di San Rocco. Per cui la Sardegna ha la caratterizzazione di avere una, come si dice, eterogeneità dell'abito tradizionale, che si contraddistingue luoghi e contraddistingue anche naturalmente in alcuni casi classi sociali, censo, quindi è diciamo un patrimonio ricchissimo e tutto da scoprire. Quindi è importante questo lavoro di ricerca, il recupero del nostro patrimonio storico, del nostro patrimonio culturale, delle nostre tradizioni, della nostra identità. Quindi è un lavoro che va in quella direzione, che come dire, si collega e fa seguito a altri lavori di ricerca che il Comune ha portato avanti, sia sotto gli aspetti storici, artistici, anche dei mestieri, come è stato fatto, degli antichi mestieri che anch'essi vanno scomparendo, come è stato fatto negli anni scorsi. Quindi siamo molto contenti di questo lavoro, dell'impegno dell'associazione, così come di tante altre associazioni culturali che animano la vita culturale del nostro comune. E questa è una ricchezza di cui siamo orgogliosi e quindi li ringraziamo di questo lavoro. Siamo curiosi di vedere il risultato di questo lavoro, che si avvale anche di un patrimonio importante, io direi in questo caso forse unico, che è un patrimonio fotografico che è presente nel nostro comune, dove grazie alla passione per la fotografia dell'avvocato Giuseppe Siotto, che aveva una, diciamo, grande passione per la fotografia, che ha lasciato un'eredità di circa 1000 lastre fotografiche, e quindi di cui una parte è stata naturalmente utilizzata con le stampe dall'associazione, perché era veramente uno spaccato della vita di quei tempi, dei primi del Novecento, quindi proprio anche con le rappresentazioni di costumi, di mestieri, di attività, una cosa preziosa. Quindi questo ha consentito, credo, sia stato utile per il lavoro ed è un altro pezzo della nostra storia. Quindi grazie per questo lavoro, diciamo, da proseguire naturalmente.